Ieri c'è stato il report di Veneto Agricoltura sui dati tendenziali dell'annata agraria del 2013 e c'è un dato preoccupante che deve mettere in allerta tutti gli operatori del settore e le istituzioni e su questo lavorare alacremente per cercare di invertire subito la tendenza. Un dato che riguarda l'occupazione di meno del 14,6% rispetto all'annata agraria l'anno scorso e al secondo semestre in particolare. Quindi questo è un dato da non sottovalutare. Ora, perché se lo associamo al calo delle imprese, ora significa che le situazioni anche nel settore primario mostrano dei segnali preoccupanti. Quindi occorre lavorare anzitutto sull'aggregazione delle imprese affinché queste, essendo produttive, perché se poi andiamo a vedere i dati sulla redditività delle aziende agricole, c'è un lieve incremento rispetto all'anno precedente, ma insufficiente per garantire, diciamo, una tenuta dell'azienda, una tenuta del reddito che consenta una permanenza, diciamo, degli operatori nel settore primario. Quindi da questo punto di vista occorre cercare di mettere in essere tutti quegli strumenti, a iniziare, dicevo, dall'aggregazione delle aziende agricole per operare in maniera più efficace sul mercato e quindi tenere il livello, diciamo, della redditività dei prodotti agricoli sufficienti per garantire una permanenza degli operatori nel settore. Ecco, questo è quanto adesso è opportuno fare. C'è una scadenza di bilancio a breve, ecco, credo che su questo occorre lavorare sugli strumenti quali il credito e il finanziamento anche del futuro PSR, proprio per cercare di incentivare, sostenere e accompagnare quei percorsi virtuosi che consentano al settore primario di dare non solo quelle risposte, ma anche di offrire maggiori opportunità in termini anche soprattutto occupazionali.